Buonasera a tutti ragazzi, come avevo promesso, anche se leggermente un po' in ritardo, ragazzi, ho fatto questo aggiornamento per il terremoto, quello di stamattina che è stato nel Mar Tirreno. Quindi in effetti ragazzi non ci sono state più scosse, quindi perlomeno anche ho controllato pure quelle là che sono di bassa magnitudo, quindi non ce ne sono proprio nel Mar Tirreno. Quindi dopo quella di 4 alle 12:10 non ce ne sono state più, eppure sono le 17:33. Quindi dopo quella lì c'è stata una a Gargnano a Brescia, una a Udine di 3, a Pieve Torino, Macerata. Diciamo che sono state tutte in altro luogo proprio, quindi non ce ne sono state. Quindi l'ultima scossa alle 16:58 è stata a Gubbio, Perugia, quindi di 0,7, pensate un poco, quindi di bassa magnitudo, quindi nulla proprio. Quindi a finale è stato un episodio isolato, quello di stamattina, quello di magnitudo 4,0. È stato registrato, come ben sapete, al largo del Mar Tirreno, quindi tra Calabria e Sicilia. Quindi, nonostante, come ho detto stamattina, sia stato molto profondo, a 144 km, è stato sentito sia in Sicilia che in Sardegna. Quindi non si sa il perché, ragazzi, perché ancora non ci sta nulla, quindi non spiegano il perché è stato avvertito anche se fosse così profondo. Diciamo che l'epicentro, secondo quanto riferisce l'INGV, si trova a metà tra le isole Eolie e la costa occidentale della Calabria, quindi tra i Marsili, la Sicilia e la Calabria. Quindi il terremoto, secondo probabilmente, è di origine vulcanica, dicono, quindi è avvenuto al di sotto della zona d'azione del Marsini, quindi forse questo è il motivo che, diciamo, si è sentito, diciamo, fino a Messina, dalle coste dello Stromboli, Panarea, Lipari e Calabria, cioè è stato sentito molto bene dalla popolazione della costa, quindi l'unica spiegazione è questa qui, che è di origine vulcanica, quindi per il momento dicono non ci sono danni a cose o persone, quindi è tutto tranquillo. Quindi al finale, come ho detto io, è di origine vulcanica, dicono. Quindi diciamo che sempre ieri sera nella zona di Messina c'era stato dopo poco la mezzanotte una scossa di 2,7 con epicentro a Terme Vigliatore, cioè un comune, diciamo, della Sicilia. Quindi c'era Mistretta, Castelluccio, Castel di Lucio, Nicosia, diciamo che è movimento tellurico normale, che non ci sono stati né danni né feriti. Comunque ho controllato, ragazzi, uno per uno, diciamo, tutte le scosse e non ci sta nulla. Quindi dopo quella di 4,0, ragazzi, nulla più. Quindi possiamo stare tranquilli, perlomeno per fino adesso non ce ne sono state più. Quindi ci sono state a Gargano, a Brescia, a Udine, a Torino, sarebbe Macerata in effetti, Perugia, Macerata, Ancona, Perugia, tutte robe di bassa magnitudo, solo una di magnitudo 3 era alle 13:53 a Forni di Sopra, Udine, quindi, e poi alle 12:35 di magnitudo 2 a Gargagno, quindi Brescia, 2 km nord-ovest da Gargagno, che è in provincia di Brescia. Quindi poi queste sono le, diciamo, i terremoti. Poi per curiosità passare all'SMC, perché a volte non è che mi fido tanto di questo italiano. Andiamo a vedere se qui trovo qualche cosa. Vabbè, qui ci sta proprio un'altra cosa. Quindi Java, Indonesia, magnitudo 3, Sumatra, magnitudo 3. Poi c'è stata una di 5,5 a Nicaragua, quindi questa bella pesantuccia. Poi c'è stata in Ecuador 4,9, vabbè, ma cose che
Sì, sì, andò, non c'è stato nulla più, quindi è terminato lì, quindi nessun più terremoto andò. Quindi sto controllando pure l'SMC, niente più. Diciamo che è stato quell'episodio lì e niente più, quindi puoi stare tranquillo, scosse niente più. In effetti pure qua sull'SMC Porta Sicilia, diciamo alle 11:10, però qua sta un'ora indietro, quindi 12:10, quindi la riporta pure l'SMC. Sì, vabbè, adesso l'SMC ad esempio, questo è quello là a livello mondiale, già da stamattina andò, c'è stato uno in Alaska di 3,4, uno in Algeria di 3,3, uno di 4,2 alle isole Groenlandia, quindi Isla, 4 Sicilia, poi in Nicaragua 4, poi in Ecuador 4,9, 5,5 Nicaragua, quindi in Grecia a Creta 3,3. Diciamo che se vogliamo controllare tutti i giorni c'è sempre tante scosse a finale. Però mi meraviglio che, diciamo, queste scosse qua, ad esempio, l'ho letto mo su INGV, non le porta, quindi però non ci sono né feriti e né niente di tutto ciò. Quindi in nessuna parte anche se sono state scosse forti, diciamo, sono state molto profonde in effetti. Quindi perciò, ad esempio, pure questa qua in Nicaragua, magnitudo 4, 125 km, però non ho sentito né nulla differenza di noi, diciamo, in Italia che a 4 magnitudo con 144 km si è sentita. L'unico motivo, come ho detto io, che hanno detto anche loro, è che sia di origine vulcanica, quindi perciò si è sentita, diciamo, molto di più. Quindi in effetti sarà per forza così. Anche qualcuno ha detto la stessa cosa, quindi l'avevamo detto noi stamattina, quindi sarà così, perché poi anche gli altri geologi, sismologi l'hanno detto, forse è da spiegare in una cosa che sia a livello vulcanico, quindi solo perciò è stata sentita forse fino alla Calabria e fino in Sicilia. Quindi diciamo che il mistero comunque rimane, però secondo me è così a finale. Comunque non ci sono danni né a persone né a cose, non ci sono state più scosse, quindi stai tranquillo che non è successo nulla più, quindi nemmeno una scossa di 0,1, quindi zero proprio, quindi è stato un episodio diciamo isolato. Vabbè, ti saluto Antonio, ci sentiamo dopo, quindi stai tranquillo, niente scosse, non c'è stato nulla. In caso di qualcosa io faccio sempre aggiornamenti, quindi se ci sarà qualche cosa, diciamo, certo, vabbè, vi saluto, ciao Antonio, ci sentiamo dopo, sempre per qualche altra diretta la faccio sempre. E se saprò qualche cosa comunque a livello di terremoti, queste cose qua, io faccio sempre qualche aggiornamento, a volte qualcuno mi manda una notizia o oppure la trovo io, quindi diciamo terrò sempre aggiornato come ho fatto sempre, quindi ci sentiamo dopo in caso di ulteriori diciamo aggiornamenti, se no facciamo un altro video. Ciao Antonio, ciao a tutti, quindi ragazzi niente più scosse, quindi è rimasta una scossa isolata, secondo me di origine vulcanica. Ciao a tutti e ci sentiamo, ciao Antonio. Sì, sì. Ciao a tutti ragazzi.